Si è svolto a Palma di Montechiaro il concorso di letteratura e musica Giuseppe Tomasi di Lampedusa organizzato dall'Istituto D'Arrigo, diretto dalla dirigente scolastica Laura Sanfilippo. L'iniziativa ha visto la partecipazione al concorso di tanti alunni appartenenti a diversi istituti scolastici, i cui lavori sono stati valutati da una qualificata giuria. Con questa iniziativa, che pone la scuola come centro di promozione culturale, si è voluto, attraverso la letteratura, stimolare i giovani alla conoscenza dei capolavori della letteratura italiana, valorizzare il patrimonio culturale siciliano, appassionare gli studenti per una riscoperta dei luoghi sentimentali di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del Gattopardo. Lo spirito culturale è quello di fare amare ai ragazzi, ai giovani, la letteratura italiana e soprattutto il capolavoro Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, a cui Palma è molto legata. Quanto è attuale il pensiero di Tomasi di Lampedusa scritto nel Gattopardo? Innanzitutto bisogna considerare che quella frase in cui si dice che tutto cambia per non cambiare nulla non deve essere considerata come una Sicilia irredimibile. Quindi questa frase deve servire da sprone per noi siciliani, per rimboccarci le maniche, perché è una frase forte, è una frase di denuncia, quindi noi dobbiamo avere prendere, diciamo, questo spunto che ci ha dato fortissimo Giuseppe Tomasi di Lampedusa per appunto cambiare e per smentire le parole del Gattopardo, se siamo in grado di farlo. Come valuta questa iniziativa? Io la valuto veramente un'iniziativa bellissima, sorprendente, perché veramente riesce a cogliere alcuni aspetti anche della tradizione siciliana, però nello stesso tempo con un sostrato culturale di una certa profondità e che veramente penso sia importantissimo in questo periodo storico. Tomasi di Lampedusa è uno dei gioielli della letteratura siciliana, italiana e mondiale. L'importanza di quello che lui ha scritto è non soltanto a livello letterario, ma storico ed educativo. Nel momento in cui manifestazioni come queste tendono a rendere palese il pensiero e a esaltare i valori della letteratura che lui ha contribuito a diffondere nel mondo, della letteratura italiana e in particolare di quella siciliana, è chiaro che il plauso, l'attenzione delle istituzioni nei confronti di iniziative del genere non può che essere pieno e incondizionato. Sicuramente è un'iniziativa di grande valore, intanto perché conosco, è una carissima amica la dirigente e so quanto ci tiene all'aspetto musicale e quindi alla diffusione della musica in ogni ambito. Questo abbinamento con la letteratura mi sembra anche come dire, un valore aggiunto del creare sinergie tra le arti, ma soprattutto per la crescita dei ragazzini, perché si educhino appunto ad uno stare insieme attraverso le arti, tutte le arti in generale. Che ci ha regalato. Sono felice di poter rappresentare oggi